E dopo una mattinata di trasferimento con qualche piccolo problemino, non abbiamo trovato un posto ragionevolmente vicino al centro, a Morbegno, per parcheggiare e girarlo, quindi abbiamo dovuto saltare Morbegno. E siamo alla latteria, come si chiama? Lo spaccio della latteria. Latteria sociale di Piuro. Latteria sociale di Chiuro. Allora, abbiamo preso un po' di prodotti locali, come proviamo a fare sempre, Sì. che fa parte del viaggio, mangiare locale. Sarebbe stupido partire con la spesa fatta da casa. Anche perché qua c'è tanta roba buona. Esattamente, abbiamo preso i formaggi, non troppi perché già ne avevamo presi, yogurt, tanti Sì. yogurt, e poi un po' di spesa, diciamo, di souvenir a destra e manca, e poi dobbiamo cercare di andare a dormire per stanotte, cosa che non abbiamo idea. Sì. Prima o poi ce la faremo. L'idea è essere abbastanza vicino a dove dobbiamo andare domani, ma non ve lo diciamo dov'è, ma comunque abbastanza riparato, Sì. perché è previsto, esatto, temporale. Bene, oltre finalmente ai formaggi di abbiamo preso il pane di segale tipico della Valtellina, Sì. poi un altro panino, vabbè, ma più normale, e poi ci hanno consigliato di prendere il panun. Che cos'è? Raccontaci. È un pane con frutta secca, fichi, uvetta. Pane a base di segale sempre, Sì, molto buono. che ci hanno detto va bene come dolce, come contorno, come tutto. Sì, e In effetti ce lo porteremo durante le nostre scarpinate. sperando di poterle fare. Bene, panun, segnatevelo, panun. Siamo dove siamo? Allo spaccio Galbusera Tre Marie. Noi siamo qui per le Tre Marie più che per Galbusera, perché i wafer delle Tre Marie sono spettacolari. Pubblicità occulta senza essere troppo occulta, ma non mi paga nessuno. Mi piacciono troppo e quindi devo fare scorta. E lì sei contentissimo, ma quanto è contento. Ed eccoci a Sondrio, dopo 300 cambi di opinione su dove andare, cosa fare, siamo a Sondrio e ci siamo parcheggiati vicino ai binari. Sarà una notte movimentata, ma il parcheggio sembra tranquillo e anche ben segnato, ben indicato su Park Fortnite, quindi per me essere a posto. Ha già fatto il primo scroscio di temporale, ne aspettiamo un altro per le 10 di sera. L'importante è che non grandini, ecco, l'acqua la gestiamo, la grandine fa danni. E niente, andiamo in giro. Ed eccoci nel quartiere Scartapatetti, credo di averlo detto bene, di Sondrio, una via piuttosto caratteristica, con delle case belle, devo dire belle. Stiamo andando, credo, verso la... come si chiama? Non è un castello, non mi ricordo, pausa, ho studiato male, ve lo saprò dire, secondo momento. Ho controllato, si chiama Castello Masegra. Ci stiamo provando ad andare anche se il tempo non promette proprio benissimo. Dietro di noi il castello di Masegra, appunto, che sembra essere chiuso da tutti i lati. Proviamo a investigare, ma probabilmente non potremo fare altro che guardarlo da fuori. Buongiorno! Buongiorno. Oggi direzione? Preda Rossa. Preda Rossa. Abbiamo pagato il biglietto in anticipo per entrare nella strada.
Sono 10 euro? Sì. 10 euro. Però tutti dicono che è bellissima, quindi speriamo che siano... Sì, perché l'ingresso è limitato a 50. A 100 metri, svolta a destra. È limitato a 50 veicoli. Così dicono, vedremo, li conteremo. Comunque stiamo andando zona Val di Mello, Val Masino, tutta questa zona che è al confine con la Svizzera. Oggi il clima ci dovrebbe accompagnare. Svolta a destra e prendi via Vigoni, poi Dobbiamo- svolta a destra e prendi via Aldo Moro. Dobbiamo svoltare a destra, se non l'avete capito. Ed eccoci arrivati a Preda Rossa, già così è spettacolare. La strada si può fare col van, c'è anche un semi-integrale qui, quindi Sì, infatti. si va tranquilli. Dietro di noi c'è un ghiacciaio che però così non si vede. Bello. Qualcuno dice che assomiglia al Canada, noi non siamo stati in Canada, però non ci sembra un'idea folle. Bellissimo. Ed eccoci sul percorso del Preda Rossa verso il rifugio Conti. Andremo verso il rifugio Conti e ci avvicineremo al ghiacciaio che sempre non abbiamo controllato il nome. Però, scusate, no, questo è un pessimo servizio che stiamo facendo, lo controlliamo subito. Verso il ghiacciaio, vabbè, anche Orux Maps si mette a fare il difficile. Ecco, il ghiacciaio del Disgrazia, era un nome brutto, mi ricordavo Disperazione, Disgrazia è ancora peggio. però già da qua si comincia a intravedere. Sì. Vediamo se riusciamo a farvi vedere le nostre spalle, ma non credo. Forse si vede. Però noi ci avvicineremo e da lì speriamo che la giornata migliori. Sembra che stia migliorando, Sì, sì. quindi dovremmo avere delle ottime possibilità di fare qualche buona foto oggi. Posto com'è? Spettacolare. Davvero spettacolare. Ora che il cielo si sta aprendo del tutto, c'è panorama micidiale. E poi una pace. Sì, sì, c'è poca gente. C'è poca gente perché l'accesso è limitato, infatti si deve prenotare. Si paga, ma già dopo la prima mezz'ora di camminata, 10 minuti in realtà di camminata, mezz'ora di video e 10 minuti di camminata, sono 10 euro ben spesi proprio benissimo. E si fa tranquillamente in van, quindi se avete questa intenzione fate pure.
E dopo una saluta, e dopo una salita tra rocce e acqua si arriva in questo pianoro, una seconda, tra virgolette, palude, la chiamiamo paludina. E da qui in poi parte la salita verso il rifugio Fonti, che non si vede ancora, quindi ancora abbiamo un po' di strada da fare. Va bene, ci piace, posto spettacolare. Superata la rampa che si ha subito dopo la seconda pianura, adesso il terreno sembra più fattibile, più comodo e cammina a mezza costa con uno scenario spettacolare da tutte le parti. Ci fanno compagnia delle capre Sì. che sono dietro di noi ma anche davanti a noi, e poi il rifugio non dovrebbe essere distantissimo. Andiamo avanti. Una torta bella a cannella e il gelato con i mirtilli. Non ce la posso fare. No, neanche Non io. ce la posso fare. E scendiamo giù a valle per un'altra via, ed è questa, diciamo, non so se si vede dietro di noi, ma forse non si vede, vabbè, ve la facciamo vedere dopo. E dovremmo evitare questi passaggi rocciosi e scendere su una cresta che domina tutta la valle. Vediamo, andiamo avanti. Vorrei dirti che ti ho sverniciato. Fallo qualche video, fallo qualche video. Mi è sverniciato, certo che mi è sverniciato, io sono lento in discesa. Cioè, è notare. Dov'è? Me lo sono perso. Ed eccoci! Abbiamo appena finito la discesa in cresta, la cresta della Morena. Fattibile, Sì. niente di particolarmente difficile. Sì, esatto. Sembrerebbe che anche stavolta abbiamo azzeccato come fare il giro. Esatto. Sembrerebbe. Sì, Ve lo diciamo alla fine. perché è meno ripido rispetto alla salita. Soprattutto meno pericoloso, tra virgolette, nel senso rifare in discesa quello che abbiamo fatto in salita era un pochino Sì, e anche, tricky, anche perché c'era l'acqua. sì, anche il giro è stato bello,
perché siamo passati in teoria dal punto più vicino al ghiacciaio, anche se si è visto poco. Poi Monte Disgrazia, in realtà il nome non ha niente a che fare Brava, diciamocelo. con nessuna disgrazia, è solo... Per fortuna, per Esatto. fortuna. Però ci dicevano i gestori del rifugio che questo nome aiuta mentalmente a stare più concentrati ed evitare disgrazie. E ci sono meno incidenti che Sì. in montagne simili. Questo, tra l'altro, al rifugio gentilissimi ci hanno raccontato tutto, ci hanno spiegato anche da dove proviene il nome di Disgrazia. Sì. Sono due versioni che noi non sappiamo raccontare, quindi sì. andate al rifugio che ne vale la pena e ve lo fate spiegare. Sì, è un'altra cosa, abbiamo chiesto foto di del ghiacciaio negli anni, ne avevano poche, però ci dicevano che negli anni 40 il ghiacciaio arrivava fino al rifugio. Esattamente, Come ora avete visto delle riprese la distanza è tanta. sì, si è ritirato tanto. abbastanza, però è così, i ghiacciai si stanno ritirando. Per quelli che non credono al cambiamento climatico, ecco. Esatto. Noi il Monte Disgrazia l'abbiamo visto praticamente un secondo Salendo. dalla valle da dove abbiamo lasciato il van, dopodiché ha deciso che Sì, no, ma ci si dicevano doveva anche nascondere. che in agosto è sempre così, si libera la sera o la mattina presto, quindi conviene forse venire a settembre. O dormire qui al O rifugio, dormire che sarebbe qui, una che grande idea. sarebbe l'ideale, come è stato per il Gran Convent, che l'abbiamo visto all'alba ed è stato Un spettacolo. spettacolare. Non abbiamo video sul canale purtroppo di quello lì. Vabbè, magari una pillola la faremo. Forse faremo una pillola? Dai. O facciamo una pillola? Va bene, continuiamo a scendere. Da adesso in poi dovrebbe essere tutto piuttosto semplice. Comunque le Alpi non deludono mai. Ed eccoci ritornati più o meno a un punto di contatto col percorso dell'andata. Noi siamo saliti da quel pendio che vedete lì. Ora siamo nel pantano del livello più in alto. C'è un ponticello che prenderemo fra poco e noi per tornare dal percorso dell'andata dovremmo proseguire dritti, mentre invece prendiamo il ponticello, giriamo a sinistra e scendiamo dall'altro versante della vallata. La discesa da questo lato è molto semplice, decisamente. Tra l'altro, ecco, già possiamo cominciare a trarre qualche conclusione, no? Il percorso è bello come l'abbiamo fatto noi, sicuramente la salita iniziale dall'altro lato della palude aggiunge un po' di pepe. Sì, è più bello perché attraversi l'acqua praticamente. Sì, Segui l'acqua. combatti un po' con l'acqua tra l'altro, perché ti devi arrampicare fra radici, pietre, eccetera eccetera. Quindi sì, aggiunge un po' di pepe, ma non è che per forza bisogna fare quel genere di cose lì. Se non ve la sentite, se volete fare una camminata molto semplice ma volete comunque arrivare al rifugio, fare il percorso che abbiamo fatto noi sia all'andata che al ritorno È una buona soluzione. è una buona soluzione, perché si va via tranquilli, non c'è niente di particolare da affrontare e si fa in tranquillità, quindi Tanto il panorama è lo il stesso. panorama è molto simile. No, beh, salire da là sopra il panorama un pochino cambia, però si vede poi dal rifugio. Esatto. E niente, quindi diciamo dipende dalle vostre capacità e le vostre intenzioni. Ovviamente se siete neofiti della montagna magari fate il percorso facile, ecco. Se conoscete un pochino più i vostri mezzi, divertirsi un po' in quel modo come abbiamo fatto noi ci sta. Ed eccoci alla fine della giornata. Finalmente si è aperto il cielo e Sì. abbiamo visto il Monte Disgrazia.
suo in splendore. tutto il suo splendore, veramente veramente bello. Ora ci tocca scendere e non abbiamo ancora deciso dove andremo. Io ho i piedi bagnatissimi, le mie scarpe oggi hanno fatto un po' cilecca, quindi cambio scarpe e stufano i piedi il 6 di agosto, 7 di agosto. Elisa che saluta sconosciuti con cui prende discorsi. Ma qua il clima è friendly, Conviviale. conviviale. E ora facciamo la strada che avete visto all'andata, la facciamo a scendere. E questo significa che i freni ce li giocheremo molto rapidamente. Magari no. Mi piace l'ottimismo di Elisa.